Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show sul social speciale elezioni. Siamo in compagnia di Corrado Sorrentino, candidato alle elezioni regionali, Consiglio regionale della Sardegna per le elezioni del 25 febbraio nella lista di Sinistra Sarda Europa Verde Possibile al Collegio di Cagliari con candidata a presidente Alessandra Todde, quindi centro-sinistra. Ciao Corrado. Ciao a tutti, buonasera, come stai Fabrizio? Io sto bene, immagino anche tu che stai girando per la Sardegna. Non so, tra il Giro di Sardegna a nuoto, quello dell'anno scorso e questo non so quanto sto girando in continuazione. E a proposito di avventura, diciamo Corrado è candidato appunto, abbiamo detto, nella lista Sinistra Sarda Europa Verde Possibile. Come mai questa scelta di metterti in gioco, di scendere in campo, come si dice in gergo? Allora, in realtà tutto è nato perché mi sarei voluto presentare alle comunali, poi il gruppo ha visto in me qualcuno in cui credere e io ho detto perché no. Di fatto, se andiamo ad analizzare quello che è stato negli ultimi 5 anni dopo la perdita di mia figlia, io mi sono dedicato moltissimo al sociale tramite lo sport, e siccome ho da tempo dei progetti con l'associazione Amelia Sorrentino TV che non riesco a sviluppare perché capite bene che dietro un'associazione di volontariato non c'è una copertura finanziaria elevata, ho pensato che questi progetti per il sociale potessero, come dire, essere sviluppati con l'istituzione, perché di fatto sappiamo dei 3 miliardi e mezzo fermi in regione mai utilizzati. Mi sono chiesto, è chiaro che non stiamo parlando di cifre così elevate, però cosa si potrebbe fare per il sociale con tutti quei soldi disponibili in regione, e così è nata l'idea della candidatura regionale, molto per il sociale, molto per lo sport, molto per la sanità. Perché questa scelta di campo? Perché la coalizione di centro-sinistra? Perché intanto non sono minimamente rimasto contento di ciò che ha fatto la destra sia a livello regionale, benché meno a livello comunale. In questo gruppo nel quale sono entrato, Europa Verde, sono entrato perché coinvolto da persone che per me sono dei fratelli più che persone, e ritengo che l'appoggio ad Alessandra Todde sia la cosa migliore, perché vorrei che fosse lei la prima donna sarda a governare la Sardegna. Tu da uomo di sport, ma anche appunto impegnato nel sociale, ti chiedo quale idea di Sardegna tu hai riferita proprio a questi due temi in particolare, visto che rappresentano poi fondamentalmente il tuo pane quotidiano. Allora, innanzitutto, prima di parlare di grandi progetti, io sento tutti quanti che parlano della continuità territoriale, del nucleare, di cose gigantesche, che per carità sono cose giustissime, delle quali i sardi hanno bisogno. Poi però guardo la realtà dei fatti, perché sai, girando molto gli ospedali, vivendo molto la Sardegna in giro, in lungo e in largo, la gente ce l'ha il biglietto per partire fuori, perché capisco chi debba lavorare, capisco chi debba tornare in vacanza, ma la maggior parte delle persone non hanno i soldi nemmeno per fare la spesa. Qui questa è la mia prima perplessità. Ci sono un sacco di persone che hanno bisogno di essere sostenute e che sono dimenticate da tempo. Abbiamo un sacco di bambini ricoverati in ospedale, tantissime famiglie in difficoltà, la maggior parte delle volte perdono addirittura il lavoro per seguire il proprio figlio in ospedale, perché non abbiamo in Sardegna una realtà ospedaliera pediatrica decente. In realtà dovrebbe esistere un polo pediatrico centrale, addirittura, che potesse permettere ai bambini sardi di essere curati in Sardegna, e invece tante volte devono partire fuori. Poi scopri di tutti questi soldi fermi in regione e ti chiedi come possa essere possibile che siano le associazioni del terzo settore a sviluppare i progetti all'interno dei reparti pediatrici, quando dovrebbe essere la regione ad occuparsene. Da qui l'idea di sostenere le associazioni del terzo settore, rendendole partner della regione stessa, perché poi se tu vai a chiedere a chi ha governato fino ad ora qual è la situazione nella pediatria sassarese, non ti sanno dare risposte. Io la so, perché chiamano me per chiedere aiuto, e non è normale che chiamino me per chiedere aiuto nella pediatria di Sassari, come non è normale che venga io a scoprire che in neonatologia al Policlinico abbiano ancora un ecografo degli anni 90, accrocchiato con i fili per far funzionare la tastiera, gli infermieri che comprano i cerotti per i bambini.
Sono tutte cose che dovrebbe fare la regione e invece fino ad ora non l'ha fatte. Poi, per quanto riguarda lo sport, stiamo sfondando una porta aperta. Abbiamo fino ad ora avuto persone non competenti a gestire l'assessorato allo sport, per dire, con questo non mi voglio elevare ad uno che debba fare l'assessore, ma sicuramente ho le competenze per conoscere la realtà sarda. Abbiamo un paradiso terrestre a disposizione, la Sardegna è un luogo meraviglioso, ci sono progetti di calibro internazionali fatti in giro nel mondo e anche in Italia in posti che, per quanto possano essere belli, non sono sicuramente all'altezza della Sardegna. Allora mi chiedo com'è possibile che in Sardegna non riusciamo a sviluppare progetti di altissimo livello, con un clima come il nostro. Non riusciamo a farlo perché viene sempre messo tutto nelle mani di chi non ha le competenze. Tu hai toccato un tema importante che è connesso al discorso dello sport, anche perché tu fai parte comunque di una società sportiva, è quello dei trasferimenti da e per l'isola. Tante le squadre professionistiche e semiprofessionistiche, non parlo ovviamente solo del calcio, parlo del basket, della pallavolo, di tutti i sport di squadra, ma anche individuali, che sono costretti per motivi di gare, allenamenti, andare e tornare dalla Sardegna. Credo che un tema dei trasporti sia non solo quelli da per la Sardegna, ma anche quelli interni, sia uno dei temi caldi di questa campagna elettorale. Allora, io faccio una distinzione ben chiara tra sport professionistico e sport non professionistico, o chiamiamolo dilettantistico. Lo sport professionistico in teoria non dovrebbe avere finanziamenti con i contributi pubblici, in teoria, proprio perché è professionistico. Quindi se ci sono stipendi da pagare, ma si ricevono anche molte sponsorizzazioni, probabilmente c'è qualcosa che non torna. Poi capisco anche che le società sportive professionistiche possano portare degli indotti nell'isola e quindi un contributo potrebbe anche esserci, ma mi sembrerebbe più normale, visto che abbiamo tanti atleti sardi in tante discipline di livello nazionale e qualcuno anche di livello internazionale, mi sembrerebbe più normale dare contributi alle società sportive non professionistiche perché di sicuro non hanno degli introiti come le società professionistiche. Faccio un esempio, una Dalia Kaddari merita di essere sostenuta, la società che la gestisce merita di essere sostenuta. Abbiamo tante realtà sparse per l'isola che meriterebbero molto di più, ma tante volte non vengono neanche considerate. E credetemi, perché questo l'ho verificato in prima persona, in Sardegna abbiamo atleti in tante discipline che sono o possono essere straordinari, ma nessuno li mette mai nella condizione di poter fare il salto di qualità, vuoi perché non hanno le strutture per allenarsi, vuoi perché non hanno i soldi per comprare le attrezzature ed essere al pari di altri atleti che nuotano, che corrono, che giocano al di fuori dell'isola. Siamo fortemente penalizzati da noi stessi, cioè da chi ci ha governato finora. E sul tema dei trasporti interni, ad esempio? Sul tema dei trasporti sono andato a Oristano l'altro giorno, ieri, sono andato a Oristano ieri, è tutto un cantiere. Cioè non c'è la competenza per gestire determinate situazioni. Loro diranno sempre, ma hanno iniziato i lavori e poi non li hanno finiti. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se si continua a ragionare in questo modo, si metteranno i trasporti nelle mani di chi non ha le competenze e si faranno fare i lavori a chi sappiamo benissimo poi non li porterà avanti. Dal punto di vista un pochettino più politico, sono 1400 i candidati al Consiglio regionale per tutta la Sardegna, 4 i candidati, 2 maschietti e 2 femminucce, appunto come Alessandra Todde per quanto riguarda la candidatura a governatore o a governatrice. Si dice che è la democrazia, ma non sono un po' troppi per una popolazione di 1,5 milioni di abitanti? Sono un po' troppi, però credo che ci sia anche sotto questo profilo la libertà di ogni individuo di poterci provare. Poi, non so, io per quanto mi riguarda mi sono presentato per le cose delle quali ho parlato e perché chiaramente credo di avere, soprattutto nel sociale e nello sport, le competenze per poter fare bene per le persone. Perché poi c'è sempre questo aspetto, si pensa a tutto tranne alle persone e siccome io me ne sto occupando da molti anni, nello sport, insomma, ci conosciamo Fabrizio da quando eravamo ragazzini, io sono cresciuto nello sport,
ho investito il mio tempo nel sociale dopo aver perso mia figlia, credo di avere queste competenze. Non parlo di nucleare, non parlo di eolico, non parlo di continuità territoriale perché ho altre competenze, e questa è la differenza. Io credo che Alessandra Todde abbia, al di là del suo curriculum e della sua persona che io stimo, abbia tutta l'intenzione di mettere insieme, di fare una squadra di persone competenti nei diversi ambiti, che sarebbe anche la cosa più normale. Senti, invece tu hai detto prima, io ho scelto questo campo, ricordo quella volta, centro-sinistra, perché sia a livello regionale sia a livello comunale, su questo parliamo di Cagliari, mi hanno deluso. C'è qualcosa in particolare che ti ha deluso? Tu sei sicuro che io debba fare questa dichiarazione? Allora, quello che mi ha deluso intanto, vabbè, sono i risultati, parlano in maniera molto chiara. A livello regionale, chi più chi meno, l'abbiamo visto come sono andate le cose. La mia delusione maggiore è stata 2 anni fa, quindi non si può neanche dire che sia la critica del momento. Io nell'estate 2022 ho fatto il Giro della Sardegna a nuoto. Sono un sardo che ha girato intorno alla Sardegna per finanziare progetti pediatrici negli ospedali sardi. La regione è intervenuta a livello zero nel mio progetto, nonostante ci fossero le mie richieste. Così per me, così per tutti gli altri. Quindi la mia delusione maggiore è questa, poi gli altri risultati li vediamo, sono alla luce del sole. Cagliari è diventata la 10ª città più inquinata d'Italia. Io detesto aprire le finestre di casa e vedere un perenne immondezzaio davanti a casa mia, che poi si ripete anche in tutta la città, dove ormai i cantieri e i topi che vanno da una parte all'altra sono all'ordine del giorno. Abbiamo il peggior governatore d'Italia per quelli che sono i dati, il terzo peggior sindaco d'Italia per quelli che sono i dati ufficiali. Più chiaro di così. Poi io ho una questione personale con il nostro attuale sindaco, che è candidato, perché dovete sapere, lo dico perché non ho niente da nascondere. Il 20 gennaio del 2019, quindi 2 mesi dopo aver perso mia figlia, sono stato avvicinato da un amico che mi voleva presentare una persona che mi poteva dare una grossa mano. E io, 2 mesi dopo aver perso la bambina, potete immaginare in quale condizione fossi. Sono andato a conoscere questa persona fuori dal locale dove c'era l'evento di raccolta fondi, e la persona in questione era appunto Paolo Truzzu. Paolo Truzzu, che si è proposto per darmi una mano, per trovare fondi, bandi regionali, si è presentato come uno con grandi competenze. In 5 anni aiuti di qualsiasi genere, non soldi, aiuti di qualsiasi genere, zero. Ergo, nella mia analisi ormai di un uomo che ha 50 anni e qualcosina nella vita l'ha vista, adesso che io sono candidato non mi sognerei mai di fare la campagna elettorale su una persona che ha appena perso una figlia. Per me questa è una cosa gravissima. Lui di fatto è venuto da me, si è proposto, si è promesso in un momento, nel momento peggiore della mia vita, facendomi credere che mi avrebbe potuto dare una mano per aiutare peraltro altri bambini, e questa è stata la presa in giro più grave che io abbia mai subito. Questo dal punto di vista, diciamo, anche personale, non solo politico. Sempre però a livello di temi da trattare, l'idea che ci possano essere tante forze politiche in campo, diciamo prima è la democrazia ed è importante, però quello che in questo momento sta emergendo, secondo me, non so se tu sei d'accordo, è che si è partiti con una campagna elettorale anomala, molto soft, e man mano che ci avviciniamo alle elezioni il livello di guardia o di scontro sta aumentando, un po' del tutti contro tutti, la Todde contro Solo contro Truzzo contro tutti e due, e anche questa è la campagna elettorale, è normale secondo te? Ma credo che sia normale nel momento in cui una persona viene attaccata, automaticamente risponde. Io gli attacchi contro Alessandra Todde li ho sentiti, ma li ho sentiti da tempo, e lei è stata tranquilla, ma ha sempre cercato di essere diplomatica, finché ad un certo punto ci si spazientisce, no? Lo sto facendo anche io, perché sto subendo anche io degli attacchi da diverse parti. È arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento del noi, come dice lei.
Dicevamo anche dal punto di vista della comunicazione, nel senso che al di là di tutto ci si avvicina al 25 febbraio, lo dico ancora una volta, al giorno delle elezioni, con tanti appuntamenti, con i leader in campo, però credo che l'elemento più importante sia l'andare al voto. I dati sono evidenti, non da adesso, ma parliamo di almeno 20 anni, in tutta Italia, in Sardegna forse anche più che altrove, l'astensionismo rischia di essere anche stavolta il partito maggiore. Cosa poter fare per invertire questo trend? Allora, il problema è che la gente è sfiduciata, è disperata, perché più volte la gente si è sentita presa in giro. Di fatto, tutte le volte succede che chi va al potere, almeno in questa legislatura ci è stato dimostrato che è così, ha fatto i propri interessi. E della gente, della persona in sé non frega quasi mai niente a nessuno. C'è qualcuno tra i candidati consiglieri che si sta facendo la campagna elettorale e dice alle persone, ne ho avuto testimonianza oggi, dice alle persone: dai, votami perché mi voglio fare lo stipendio alto. Cioè siamo arrivati a livelli davvero dell'indecenza, e lì sono i 1400 candidati presi così per portare i voti. Io credo che la gente debba finalmente decidere il cambiamento, che poi sia un cambiamento verso la destra o un cambiamento verso la sinistra. Non andare a votare è la cosa peggiore che si possa fare, perché di fatto è l'unico mezzo che ogni individuo, ognuno di noi ha realmente per cambiare le carte in tavola. Quando io sento i miei amici che mi dicono siete tutti uguali, innanzitutto non siamo tutti uguali. Per me la prima esperienza, mi è stato detto che sono uguale agli altri, ma se è la prima esperienza, come fai a dire che io sia uguale agli altri? Non lo puoi dire. Poi, ripeto, credo che sia tutto frutto della disperazione, della delusione che è arrivata nella gente negli ultimi anni. Però, lo dico in maniera molto chiara, chiunque vogliate sostenere dovete andare a votare. Io propongo Alessandra Todde perché, ripeto, per me, io vorrei per me, Corrado, vorrei per la mia famiglia, per le persone alle quali voglio bene, vorrei per la prima volta una donna governare la regione. Il curriculum ce l'ha, le competenze ce l'ha, io ho avuto modo di parlare con lei più volte e mi fido di lei, i fatti ci diranno se lei possa essere la persona giusta per guidare la Sardegna oppure no. Ha detto una cosa giustissima nel convegno di sabato alla fiera: potevo tenermi la poltrona, perché questo è, lei la sua poltrona ce l'aveva già, poteva tenersela tranquillamente e continuare a fare quello che stava facendo. Ha scelto di tornare nella sua terra. Queste sono le sue parole. Gli altri candidati, non so, hanno già parlato i fatti per loro. L'unica è l'altra candidata donna che non conosco personalmente, per cui non mi sento neanche di dare un giudizio. Nel caso degli altri candidati della destra, i risultati parlano già per loro, per cui non voglio credere come la gente che si lamenta in questo momento della situazione sarda, in particolar modo poi di Cagliari, non voglio pensare come si possa immaginare di votare la destra nel momento stesso in cui ci si lamenta del disastro che hanno fatto. Corrado, siamo in chiusura. Perché votare Corrado Sorrentino? Io continuerò a prescindere da come andranno le cose, io continuerò a fare quello che faccio: aiutare i bambini in ospedale, raccogliere fondi per i bambini, aiutare le relative famiglie, perché io quella realtà l'ho vissuta in prima persona. Io sono stato in ospedale con mia figlia, poi è andata male, sono stato in ospedale come un padre disperato, ho fatto e continuerò a fare le cose per aiutare i bambini, le famiglie. Mi sto appassionando molto perché ho delle amicizie in questo campo per le donne che sono maltrattate, per le donne che hanno malattie pesanti. Lo sport è il mio pane quotidiano, per cui inevitabilmente sto cercando di unire le due cose. Posso parlare brevemente di un progetto. Il primo progetto che mi è venuto in mente, ma perché ce l'ho in mente da tantissimo tempo, si chiama SIA, Sport, Infanzia e Adolescenza. Ed è un progetto che ha lo scopo intanto di sensibilizzare tramite il CONI e tramite Sport e Salute
tutte le 3.848 società sportive affiliate al CONI. Sensibilizzare perché? Perché immaginate 3.848 società che possono prendere a costo zero all'interno dei propri corsi già esistenti 2 bambini, un maschio e una femmina, che chiaramente saranno bambini che non hanno possibilità di fare sport e che appartengono a famiglie con problematiche economiche. Immaginate se tutte queste società potessero ospitare 2 bambini all'anno. Quanti bambini sistemiamo? 3.848 per 2. Immaginate se, facendo un bando, un finanziamento accessibile tramite ISEE, immaginate se la regione potesse dare un piccolo contributo, non parliamo di 1.000 euro, parliamo di 20-25 euro al mese per ogni bambino, sempre presi dai ceti sociali svantaggiati. Con questo progetto noi abbiamo l'opportunità di sistemare, tra virgolette, o meglio di dare l'opportunità a questi bambini di fare sport a 15.000 bambini con meno di 2 milioni di euro. Voi direte 2 milioni di euro, sono tantissimi soldi, ma ne abbiamo fermi 3 miliardi e mezzo. Quindi noi possiamo avere questa opportunità, con questo progetto, dare a 15.000 bambini o adolescenti la possibilità di praticare sport, anche se non hanno nella quotidianità l'occasione per farlo. Lo possiamo fare facendo sia curando sia l'aspetto solidale che l'aspetto anche economico, perché la regione ha un sacco di soldi e potrebbe metterli a disposizione. E ti faccio, visto che tu segui molto lo sport, ti faccio questa domanda, la faccio io a te. Tra questi 15.000 bambini, maschi o femmine che siano o adolescenti, non fa differenza. Quanti altri Niccolò Barella ci potrebbero essere? Quanti altri Corrado Sorrentino o Dalia Caddari? Quanti ce ne potrebbero essere così forti per poter avere un futuro sportivo sardo d'eccellenza? Per me tantissimi. Non hai risposto. No, è legge dei grandi numeri, sicuramente più ragazzi, bambini, bambine fanno attività sportive, più c'è la possibilità di sfornare comunque campioncini. Aggiungo che 15.000 sarebbero presi, accolti, tirandoli via dalla loro realtà quotidiana, che sarà sicuramente disagiata, e quindi sarebbero anche bambini e adolescenti molto più motivati dei tanti ragazzi che invece hanno sempre tutto molto facilmente. Allora io ringrazio ovviamente di cuore Corrado Sorrentino, ricordo ancora una volta candidato alle elezioni regionali il 25 febbraio nelle file di Sinistra Sarda e Europa Verde Possibile al Collegio di Cagliari, coalizione di centro-sinistra che sostiene Alessandra Todde, candidata a presidente. Ovviamente in bocca al lupo, ci rivedremo presto, grazie a tutti voi, ci vediamo al prossimo Effetto Serra speciale elezioni. Ciao!